Deposizione che riapre il vaso di Pandora, quella di Emanuele Giustini, ex vice direttore generale della Banca Popolare di Vicenza, che ha chiesto alla Corte d'Appello di essere risentito. Riscrive la storia del processo, da imputato in appello, ammette le sue colpe e tira in ballo gli ex vertici e tutto il CDA. Chiarisce il quadro, già noto, delle responsabilità nell'aula bunker a Mestre, dove la verità sul crack della Popolare, secondo Giustini, condannato in primo grado nel processo a Vicenza a 6 anni e 3 mesi, sarebbe racchiusa nel milione di mail che dice di aver studiato personalmente fino al ravvedimento, arrivato per motivi di coscienza e trasparenza. Aspettiamo le risposte che arriveranno e poi vediamo se è trasparenza o meno. Aspettiamo. Cioè, fino adesso è una parte sola adesso sentiamo che le altre. Spiega da un punto di vista interno l'operatività occulta e al contempo diffusa delle baciate Giustini, del crack che ha lasciato sul lastrico migliaia di risparmiatori. Si può dire un fiume in piena. È stata la prosecuzione della memoria che è stata depositata a suo tempo dal dottor Giustini e oggi hanno trovato conferma tutte le supposizioni che noi parti civili avevamo. Processo d'appello non privo di colpi di scena che procede a carico dei vertici della BPV condannati in primo grado, Gianni Zonin, Emanuele Giustini, Paolo Marini e Andrea Piazzetta, oltre che a carico di Zigliotto e Pellegrini, assolti in primo grado, ma la cui assoluzione è stata appellata dalla Procura di Vicenza.